Ma mi aspetto che i cittadini siano chiaramente presenti, specialmente gli automobilisti, visto che è un'occasione unica sul territorio per poter fare dei mini corsi di guida sicura introduttivi a livello gratuito. Gli automobilisti troveranno un percorso da fare da 30 minuti dove i nostri istruttori professionisti si metteranno a disposizione con le giuste e corrette tecniche di guida da tenere a partire dalla posizione di guida, da una frenata di emergenza e da una schivata di ostacolo, magari durante il tragitto casa-lavoro, lavoro-casa, oppure con le attività quotidiane magari ci possiamo trovare in una situazione emergenziale, quindi insegniamo le tecniche per schivare un ostacolo improvviso. La sicurezza stradale è un tema essenziale per la vita di tutti noi perché garantisce l'incolumità delle persone, di chi guida e di chi circola sulle strade. L'impegno è forte della polizia stradale, dello Stato, delle polizie locali. Accanto a questo però è fondamentale che nasca e cresca una sensibilità nuova, forte da parte di tutti noi per un uso corretto dell'auto, della bici, per un uso corretto della strada. E questa è un'iniziativa che va in questa direzione. Comandante, lei cosa ne pensa? Beh, assolutamente il signor Prefetto ha già inquadrato la dinamica. L'elemento positivo, innovativo di questa iniziativa è proprio quello di coniugare diciamo, l'attività istituzionale dello Stato e dei suoi enti, che è qui presente in forma massiccia direi, con quelle che sono le possibilità private di fornire strumenti a costo zero per gli utenti e dare così nozioni oltre che teoriche come siamo abituati a fare, anche pratiche su quelle che sono le condotte utili per migliorare la sicurezza della circolazione.